Ribadisco che la prima cosa che loro portavano avanti era il blocco navale, che non hanno fatto, come non hanno fatto nulla per controllare i confini dei Balcani. Quello che ha detto Pressi, in parte sono d'accordo e spezzo una lancia a favore in questo senso, cioè che i centri in Albania possono sicuramente avere, nel caso in cui funzionassero, un effetto deterrente, perché ho avuto anche esperienza di casi diretti dove ho sentito che nel momento in cui ormai con i social, con le televisioni, con tutto, i messaggi si diffondono velocemente, che nei paesi da cui arrivano, spesso proprio in maniera clandestina, se arriva il messaggio che qua c'è un centro come quelli in Albania e quindi il rischio è di arrivare qua invece di finire a fare chissà che cosa in Italia, si finisce nei centri Albania, magari ci pensano su due volte, fanno un attimo delle valutazioni, quindi questo sì, però ripeto è un segnale, dobbiamo aspettare i fatti, perché a Meloni ricordo che ormai sono quasi 5 anni che governa, non è da un giorno, diventerà quindi presto adesso il governo più dire longevo, abbiamo ottenuto questo risultato, ripeto, mi sembra un po' no, ed è sicuramente anche un tentativo di arginare l'avanzata di Vannacci, al di là che Vannacci poi anche lui voglia realmente fare queste cose, ma sicuramente preoccupa la Meloni, lo ha dimostrato nelle ultime settimane come l'ha attaccato, però che il problema sia reale, mi permetto di dire, è così e gli esempi invece proprio di come esiste immigrazione e remigrazione, chiamiamola come vogliamo, dopo è chiaro che di mezzo c'è la questione espulsioni, è proprio il discorso dei paesi comunitari, si parlava prima della Romania, io non sono d'accordo che la Romania sia un esempio dove tutto bello, che bello qua, che bello, anzi è proprio un esempio dove ci sono tantissimi immigrati che sono venuti qua a lavorare, che sono qua regolari, sono un bellissimo esempio di assimilazione, probabilmente anche per motivi culturali, sono cristiani, dove nel momento in cui sono arrivate queste persone, soprattutto quando è entrata l'Unione Europea, sono arrivati anche tanti delinquenti ed è stato un problema enorme perché essendo comunitari non era facile espellerli come i paesi extracomunitari. Questo non è che lo dico io, basta sentire le parole di allora di padre Gabriel Codrea, che è il padre, il vescovo degli ortodossi rumeni del Veneto, il quale proprio diceva attenzione che dobbiamo gestirla bene questa cosa, perché insieme alle persone oneste che vengono a lavorare vengono anche, sono venuti in quel periodo anche una serie di delinquenti proprio perché hanno detto possiamo entrare, uscire, fare quello che vogliamo in Italia, compresi una serie di rom che sono venuti per quel motivo lì. Quindi questo è la dimostrazione che le cose o vanno gestite, se no altrimenti si creano dei problemi e ci vuole anche le espulsioni. Dopodiché è anche un esempio di remigrazione, anche in senso buono tra l'altro, perché tanti rumeni, mi risulta, ne parlavo anche l'altro giorno con qualcuno che lavora nel settore agricolo e che dice i rumeni ad esempio non si trovano più perché un po' sono andati nel settore ad esempio industriale o dell'edilizia, un po' perché tanti sono tornati a casa loro, perché magari stanno quasi meglio a casa loro che non fa qua, quindi non è che per forza, oddio la remigrazione, uno lo rimandiamo a casa sua, magari in certe condizioni può darsi che sia anche felice, perché anche in Africa ci sono dei paesi tutto sommato che in certe zone si stanno e speriamo si sviluppino, cioè l'idea di dire poverini devono venire tutti qua perché là, no, aiutiamoli a casa loro e facciamo in modo che trovino le condizioni là per chi naturalmente è onesto, chi viene qua per delinquere perché dice tanto qua si può venire a fare quello che si vuole, ci devono essere delle regole, dei strumenti chiari e forti per poterli espellere. Ma altrimenti di sicuro se come dice Pressi, anzi non ho motivo di dubitare, ma